Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Pandemia sempre in primo piano, con la zona gialla che si avvicina a grandi passi, con tutte le conseguenze che il cambio di colore comporterà. Si guarda a venerdì per conoscere numeri e andamento dei contagi e si teme che già lunedì la nostra regione, prima in Italia, forse insieme alla provincia di Bolzano, possa diventare gialla. Ieri sera è arrivato lo stop del governo, almeno per il momento, alla richiesta dei governatori, prima fra tutti Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza delle regioni, di adottare restrizioni diverse per i vaccinati e per chi non vuole sottoporsi ai vaccini, sul modello di lockdown adottato dall'Austria. Non è allo studio nessuna stretta sul modello austriaco, è stata la risposta di fonti di Palazzo Chigi, che hanno spiegato che i dati del contagio in Italia non sono paragonabili a quelli austriaci. Le decisioni assunte, ha tagliato corto il ministro Maria Stella Gelmini, consentono al nostro paese di restare aperto. Misure differenziate tra chi si è vaccinato e chi no piacciono invece all'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. In questi giorni però la nostra regione rischia di ritornare in zona gialla e quindi c'è preoccupazione per quanto riguarda il settore ristorazione ma anche spettacolo, perché le capienze dei teatri verranno ridotte. E questa non è una buona notizia. Purtroppo questa è la conseguenza di comportamenti incoscienti tenuti da più di qualche persona. Questa è la conseguenza della mancata vaccinazione di una percentuale ancora importante di popolazione nel nostro paese, seppur più alta rispetto ad altri paesi d'Europa, si badi bene. Certo, le restrizioni non fanno bene alle imprese, le restrizioni non fanno bene agli imprenditori, ai cittadini. Quello che io mi sono permesso di dire, guardate, ci sono dei modelli che a mio avviso stanno premiando chi si è vaccinato a discapito di chi, come dire, ha seguito degli stregoni, dei guru che non basano le proprie conoscenze sulla scienza, sulla ricerca, ma probabilmente sui social, differenziando chi si è vaccinato e chi non si è vaccinato. Quello è un modello che a mio avviso potrebbe essere applicato anche da noi, però la scelta è chiaro che deve essere fatta dal governo centrale. Troverei scorretto nei confronti di chi ha creduto nella scienza, nella ricerca e soprattutto chi ha creduto nel bene collettivo. Mascherina all'aperto, capienza ridotta in cinema, teatri e stadi e massimo 4 persone al tavolo al ristorante. Queste le principali novità in caso di ingresso in zona gialla. La zona gialla per il Friuli Venezia Giulia è ormai dietro l'angolo. Lo sforamento dei 3 parametri, casi, terapie intensive e ricoveri, farà mutare colore alla regione. Che cosa cambierà per popolazione e attività economiche? Rispetto alle regole precedenti, l'introduzione del Green Pass ha allentato le restrizioni, salvi gli spostamenti e nessuna autocertificazione da esibire, così come niente coprifuoco. Tuttavia, ecco la prima novità, la mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto. L'altro cambiamento significativo riguarda bar e ristoranti, dove si potrà andare dalla colazione alla cena, ma con massimo 4 persone al tavolo, se non sono conviventi, e distanza di 1 metro. Il rischio è quello che i cenoni di Natale siano compromessi se la limitazione dovesse riguardare quel periodo. Soft le conseguenze per le altre realtà economiche che rimangono aperte, così come resta possibile andare al cinema o a teatro, ma si torna alla capienza al 50%, in palestra e in piscina. In zona gialla, negli stadi e negli impianti sportivi all'aperto, la capienza massima è al 50%, mentre al chiuso scende al 35%. Anche gli impianti sciistici restano funzionanti, ma con capienza dimezzata. Via libera a feste e matrimoni, ovviamente con Green Pass. A chiudere invece saranno le discoteche, che dovranno abbassare le serrande. Nessun problema per gli studenti, tutti regolarmente a scuola, al netto di eventuali quarantene. Nessuna corsa alla didattica a distanza, ma una riflessione sulla coordinazione tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola, è quanto chiede l'assessore regionale Rosoleni in vista dell'aumento dei contagi, per cercare di rispondere alle richieste di genitori e studenti. Assessore, si torna a parlare di DAD, il Ministro in questo momento la esclude, ma i dati dei contagi sono importanti. Anche l'amministrazione regionale in questo momento la esclude, nonostante ci rendiamo conto delle difficoltà che la modalità sincrona crea alle famiglie. C'è bisogno sicuramente di una riflessione in merito ai temi del lavoro e quindi alle garanzie da dare ai genitori rispetto alla presenza a casa nel momento in cui i bambini, perché in questo momento è la fascia più colpita, sono costretti a periodi di DAD temporanei.
Restano buone le condizioni dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, risultato positivo al Covid-19, dopo un tampone eseguito martedì, ma sta bene, si sente spossato e suo malgrado ha dovuto sospendere tutte le attività in programma. Ha avviato un trattamento con la cura monoclonale per sollecitare il sistema immunitario. Dovrà rimanere in quarantena fino a che non risulterà negativo al Covid. Passiamo ora alla cronaca. Droga a fiumi smerciata tra Gorizia e Palmanova. Una doppia operazione della Guardia di Finanza e dei Carabinieri ha portato a sequestrare ben 55 kg di cocaina, 3 piante di marijuana e alcune pastiglie di ecstasy. Smerciavano cocaina all'ingrosso nel parcheggio del centro commerciale posto a pochi metri dal casello autostradale di Palmanova. La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato oltre 55 kg di cocaina a Bagnari Arsa, arrestando 3 cittadini croati per traffico di stupefacenti proveniente dalla rotta balcanica. L'operazione è scattata quando le fiamme gialle hanno notato un furgone Mercedes con targa straniera cambiare più volte posteggio all'interno della stessa area di sosta. Alla guida del mezzo un autista sospetto osservato mentre scambiava alcune buste di carta con 2 uomini giunti con una potente Audi. Al controllo dei militari la sorpresa: all'interno delle buste non c'erano documenti ma 55 kg di polvere bianca. Dopo l'ispezione i responsabili sono stati trasferiti nel carcere di Udine e posti sotto sequestro i 2 costosi veicoli. Sempre in merito al traffico e all'uso di droga, a Gorizia nelle scorse ore è stato denunciato un 19enne deferito per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio. Dopo aver notato su un balcone una pianta di cannabis esposta al sole, i carabinieri del capoluogo isontino hanno effettuato una perquisizione. Nel corso del controllo, i militari dell'Arma sono così riusciti a individuare e sequestrare 3 piante di marijuana, 40 grammi della medesima sostanza pronta all'uso, 13 pastiglie di ecstasy e 2 bilancini di precisione, oltre a numerose bustine di cellophane utili per il confezionamento delle dosi. Ci sono sviluppi sulla vicenda dell'orsacchiotto rinvenuto su un albero lunedì sera a Gorizia, nella zona retrostante il castello. Potrebbe essere stata avvistata la presunta mamma dell'orsetto. A notarla con 2 cuccioli è stata una cittadina slovena poco oltre il confine nella zona del Parapendio, nel territorio della Nuova Repubblica. La donna, venuta a conoscenza del ritrovamento dell'orsetto a Gorizia, ha contattato telefonicamente un'amica italiana che vive a Savogna di Sonzo. È stata quest'ultima a chiamare le autorità competenti nel Coriziano, informando dell'avvistamento. Adesso sarà necessario unire le forze sotto il profilo transfrontaliero per individuare l'orsa e capire se possa essere lei la mamma del plantigrado orfano di Gorizia. Intanto sarebbe stato individuato il luogo in cui l'orsetto potrebbe venire liberato, forse già oggi, in natura. Sono in corso tutte le valutazioni da parte degli esperti. Il tema è delicato perché la stagione fredda in arrivo porta l'orso al letargo, stato normalmente agevolato da mamma orsa, ma ora per il piccolo sarebbe comunque ritenuto autonomo e capace di cavarsela da sola. E rimane ancora qualche piccolo focolaio del tutto marginale nell'ex Bertolini di Mossa, dove lunedì pomeriggio è scoppiato un violentissimo incendio che ha interessato 250 tonnellate di rifiuti stoccati illegalmente nello stabilimento. A Mossa e San Lorenzo Isontino anche oggi le scuole sono rimaste chiuse in via precauzionale. Stop anche alle attività all'aperto, comprese quelle sportive, con l'invito agli abitanti a ridurre al minimo le uscite. ARPA e Regione assicurano che non ci sono problemi ed elementi di criticità per la salute pubblica. Cambiamo argomento. Sul caso Prosecco Prošek si fa sentire la voce del Friuli Venezia Giulia nel corso del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Per il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, presente all'incontro, bisogna evitare un replay della vicenda Toccai. La difesa del Prosecco passa dall'Europa e da Bruxelles. A farsi portavoce degli interessi dei produttori friulani nella diatriba Italia-Croazia è il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che sta partecipando alle attività del Comitato europeo delle regioni. Economie, storia, cultura, identità fortemente legate alla produzione di questo eccezionale tipo di vino che viene prodotto in Italia è in qualche modo oggi messa a rischio da altri paesi che ne pretendono il nome partendo, diciamo, da prodotto completamente diverso. Ci sono varie posizioni ufficiali su questo argomento che si stanno confrontando, ma ecco, credo che insomma il Friuli Venezia Giulia, il Veneto sul Prosecco abbia le carte in regola, così come credo le avesse avuto a suo tempo sul Toccai. Anche su questo l'Europa deve battere un colpo per la difesa appunto di qualcosa che non è solo un prodotto commerciale, ma un prodotto che è fortemente connaturato, legato alla storia e identità di una regione.
La Regione mantiene alta l'attenzione sulla rotta balcanica e sui transfrontalieri che arrivano da stati come Slovenia e Croazia pesantemente colpiti dal Covid. Adesso cosa succede con la rotta balcanica e soprattutto come agirà il governo, perché si attende ancora il via libera per i rimpatri. Abbiamo avuto soltanto ieri l'ultimo tavolo di coordinamento nazionale con il ministro Lamorgese. I temi da affrontare rispetto anche alla pandemia sono due. Il primo, quello rilevantissimo sicuramente della rotta balcanica, che però sappiamo ci stiamo avvicinando verso la sua periodica chiusura, nel senso che con l'arrivo dell'inverno quei flussi vanno in forte diminuzione. E qui però aspettiamo dei provvedimenti urgenti che tardano ormai da troppo tempo ad arrivare, per esempio la riattivazione delle riammissioni. Dall'altra parte c'è un tema che è fortemente legato anche all'emergenza pandemica, che è quello dei trasfrontalieri. Noi si stimano, abbiamo circa 15.000 trasfrontalieri che ogni giorno da una parte all'altra del confine si muovono per motivi di lavoro, di studio, familiari. È chiaro che in una situazione come quella della Slovenia, dove il contagio è fortemente diffuso e dove si stanno ipotizzando misure restrittive sempre più importanti, questo è un tema che va messo al centro dell'attenzione, posto che, e va ricordato e giova ricordarlo, il livello di diffusione del virus e la gravità della pandemia in Slovenia è fortemente correlata al basso tasso di vaccinazione che in Slovenia c'è, che supera a malapena il 50%. Questo ci dà un duplice messaggio: da una parte che dobbiamo stare attenti a quel transito di transfrontalieri e prendere tutte le misure necessarie, e sulla rotta balcanica ovviamente, dall'altro è che possiamo proteggerci con la vaccinazione. La nomina del vicecomandante della Polizia Locale di Udine, avvenuta lo scorso 5 gennaio, era illegittima. A stabilirlo è stato il Tribunale di Udine, che ha dichiarato come l'assegnazione firmata da Eros Dell'Ongo a favore del commissario aggiunto Mario Cisilino non sia avvenuta rispettando le gerarchie all'interno del corpo. La legge regionale infatti prevede che l'incarico vada all'ufficiale con il grado più elevato dopo il comandante in capo, ovvero il commissario Fabrizio Di Matteo, cui ora dovrebbe spettare il ruolo secondo quanto dichiarato dal giudice del lavoro. È finito in bilico, sospeso contro il muretto di un'abitazione, e questo l'incidente è avvenuto questa mattina alle 9:45 sulla strada provinciale 35 tra Visogliano e Malchina, dopo che il conducente di una BMW ha perso il controllo del mezzo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Opicina, che hanno messo in sicurezza il veicolo, successivamente rimosso dal carro attrezzi, illeso l'occupante del mezzo. E camminava nella notte lungo il ciglio sulla strada regionale 351, l'uomo, un 24enne di Villesse, è stato notato da 2 agenti della squadra volante di Gorizia che lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico. È stato denunciato per porto abusivo di armi. Era questa l'ultima notizia per questa edizione. Tra poco, dopo di noi, l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata.